Un momento di aggregazione con un'iniziativa dedicata al lavoro e ai mestieri organizzata dal Comune con Euroform nel quartiere di Fontanelle, che segue, ricordiamo, quella di Villa Seta di qualche mese fa. Sì, continua il tour di questo momento, diciamo, che Euroform insieme al Comune di Agrigento organizza in tutti i quartieri. Già siamo anche pronti per altre 2 tappe nel 2022, all'insegna di che cosa? Di quello che è il recupero di alcune situazioni legate alla dispersione scolastica, e qui Euroform si innesca perfettamente in un contesto sociale che nello stesso tempo potrebbe diventare opportunità e futuro per i giovani. Questo è un momento importante che questa volta trova tappa a Fontanelle, grazie alla collaborazione di moltissimi attori e istituzioni presenti nel territorio. Ne cito qualcuno: il Comitato di Quartiere Fontanelle in primis, la Caritas, Motorlife, il Comune di Agrigento, Euroform e tanti altri che stanno mettendo a disposizione le proprie risorse, le proprie caratteristiche e la propria disponibilità per fare un momento senza ombra di dubbio conviviale, ma soprattutto di riflessione, mettendo in campo tutti quelli che sono i mestieri che Euroform mette a disposizione, ma anche una opportunità e una visione di futuro rispetto alle attività lavorative di un mondo giovanile che sfortunatamente oggi, soprattutto a causa della pandemia, sta vivendo un momento di difficoltà. Un momento importante per Euroform, dopo Villa Seta si torna a Fontanelle. Ecco, qualche dettaglio sull'iniziativa? Siamo alla seconda puntata, è un'attività concertata con l'amministrazione, che ringrazio il sindaco e tutta la sua giunta, e in particolare l'assessore Vullo, molto sensibile allo sviluppo locale della città e al recupero di certi valori sociali, culturali, scolastici e soprattutto professionali che sono orientati verso i giovani. Noi siamo una scuola dei mestieri, agiamo in questa città da diversi anni, ma siamo presenti un po' dappertutto, in quasi tutto il territorio regionale. Siamo abituati a collaborare con le scuole, ma soprattutto con le amministrazioni, per sensibilizzare i giovani e le famiglie e orientarli verso, diciamo, i mestieri. Alcuni mestieri purtroppo sono scomparsi in questi anni, quindi il Ministero, attraverso l'Unione Europea e la Regione siciliana, vuole incidere fortemente sui territori, quindi orientando, dicevo, questi ragazzi, ovviamente. Così combattiamo la dispersione scolastica e ci occupiamo di inclusione sociale, tematiche oggi molto sentite, anche a causa anche dell'effetto Covid, che ha allontanato i ragazzi sempre di più, diciamo, dalla scuola. Ecco, in questo noi ci siamo, desideriamo fortemente incidere nella nostra città di Agrigento, ma anche in altre realtà, essendo a braccetto con molte amministrazioni e in quello che è l'auspicio dell'Unione Europea di partire dal basso per arrivare a una programmazione concertata con i giovani e orientarli verso la creazione di imprese. In questo, diciamo, siamo collegati con il mondo dell'associazione imprenditoriale, con la CNA, che ringrazio, il direttore Claudio Spoto, orientando i ragazzi, dicevo, a creare impresa, quindi in questo modo si crea sviluppo, si crea ricchezza e si crea occupazione. Questo è l'auspicio più grande che noi desideriamo. Ringrazio anche tutti gli attori coinvolti, la parrocchia con Don Andrea, il comitato di Fontanelle, la scuola media di Fontanelle e le imprese che sono collegate in questa attività. Non solo mestieri ma anche solidarietà, ci sarà spazio per l'associazione Motorlife? Esattamente, siamo stati ben lieti di accettare l'invito di Euroform e dell'amministrazione comunale e saremo presenti a portare il nostro messaggio di inclusione sociale. Saremo presenti con la nostra moto e porteremo tutti i bimbi, disabili e non, perché nei nostri eventi non esiste la disabilità, e faremo conoscere e porteremo ancora ad Agrigento la mototerapia. Per noi è importantissimo l'inclusione, come ha detto proprio lui, è importante che si annullino le barriere disabilità e non disabilità. Oltretutto io porterò il mio messaggio, ovvero che niente è impossibile e soprattutto l'amore per la vita. Ecco, la sua presenza qui in questa iniziativa?
Sì, io sono stata coinvolta sia dall'assessore Marco Vullo che dal direttore Toto Licata, che ringrazio entrambi. Ho avuto l'onore di seguire questo progetto sin dall'inizio. È stato un progetto che abbiamo pensato sin da subito come un progetto itinerante che coinvolge tutti i quartieri. Infatti ora siamo arrivati alla seconda tappa di questo tour dei mestieri, protagonista il quartiere di Fontanelle. È un lavoro importante rivolto ai giovani della nostra città, ai giovani dei nostri quartieri, per aiutarli a scegliere, a decidere, a costruirsi il proprio futuro e il proprio mestiere. Saremo presenti non solo con queste giornate di aggregazione, ma in maniera più permanente, per così dire, offrendo alla comunità due servizi importanti che sono lo sportello di ascolto o di orientamento, per meglio dire, per supportare i ragazzi di terza media nella scelta delle scuole superiori in base alle loro attitudini, le loro abilità e anche ai loro progetti futuri, e anche il servizio di doposcuola per aiutare i ragazzi di terza media nello studio del loro programma scolastico in vista appunto degli esami di terza media.